È iniziata oggi l'avventura della Nuorese Calcio che milita nel campionato di eccellenza. Oggi è stato presentato il nuovo direttivo e lo staff tecnico. A guidare la società verde-azzurra il presidente Maurizio Soddu. Ad allenare la squadra il tandem di tecnici costituito da Antonio Prastaro e Gianluca Pedio. All'incontro sono intervenuti anche il vicepresidente Annico Sanna, che avrà la delega al settore giovanile, e il direttore sportivo Stefano Moncelsi. Il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Massimo Becconi, quello di preparatore dei portieri da Mauro Salis. Presente anche il capitano Fabio Cocco. L'obiettivo della società è quello di costruire una squadra composta da giovani nuoresi del territorio, con qualche ruolo ricoperto da giocatori che arrivano dall'isola. Grande attenzione al settore giovanile, si sta allestendo una formazione con una media di età molto bassa, attorno ai 25 anni. Si cercherà la collaborazione con le società nuoresi e del circondario. La squadra inizierà la preparazione atletica il 29 luglio. Maurizio Soddu, nuovo presidente della Nuorese, oggi parte ufficialmente l'avventura, vi presentate alla città, alla Sardegna, quali gli obiettivi, quali le prospettive? Oggi sì, partiamo con la presentazione del nuovo direttivo, presentiamo un po' il futuro della Nuorese Calcio, in quello che vogliamo fare in questi anni che ci aspettano. I mister, come ben sapete, saranno Pedio e Prastaro, è una coppiata di mister che dovranno collaborare e far sì che i nostri giovani, perché la dirigenza, io, abbiamo deciso di far crescere i nostri giovani della provincia della Sardegna, crescano velocemente perché non vogliamo più andare fuori a prendere dei giocatori, questa è la verità. Quali obiettivi vi ponete in questa stagione agonistica, la prima per lei? L'obiettivo nostro è di fare una squadra dignitosa, la stiamo componendo, finendo questi giorni, non abbiamo un minuto di tempo da perdere. È una squadra giovanissima, una squadra composta da tanti giovani, sardi, probabilmente verranno da fuori solo uno o due ruoli che attualmente stiamo cercando di chiudere, che non abbiamo ancora chiuso.